Bentornati a Da Voi la Linea. Simpatia e ironia diventano il mezzo per far conoscere ai giovani la lingua friulana attraverso Jup al Tubo. Il canale ha già 13.000 iscritti e 2,3 milioni di visualizzazioni. Oggi è la presentazione da parte dell'Agenzia regionale per la lingua friulana. Sorridiamo perché è stata una mattinata divertente, una conferenza stampa che ha presentato la nuova campagna di comunicazione dell'Arlef con ragazzi che si sono davvero messi in gioco alla prova con dei video divertenti, anche rivalità tra Trieste e Udine abbiamo visto. Jup al Tubo, William, qual è lo scopo? Lo scopo è far conoscere ancora di più il canale, un canale che comunque ha già dato tante soddisfazioni perché abbiamo oltre 13.000 iscritti, 2,3 milioni di visualizzazioni, oltre 90 video già caricati che peraltro si possono vedere anche sulla Smart TV di Telefriuli. Però volevamo farlo conoscere ulteriormente ai più giovani, quindi abbiamo creato un video, appunto come dicevi tu, giocando in modo scherzoso sulla rivalità fra friulani e triestini, fra Udine e Trieste, no? E questo è un video pensato per TikTok, così riusciamo a coinvolgere i ragazzi più giovani, e dall'altro lato anche farlo conoscere attraverso i media tradizionali come sono la televisione, la stampa, no? Per cercare magari di farlo conoscere anche a chi non è così abituato ai social. Tanti gli attori protagonisti giovani che hanno partecipato e che stanno partecipando, e quindi c'è la possibilità di rivedere questi video divertendosi e soprattutto avvicinare i giovani, come dicevi tu. Ma l'idea quando è nata? L'idea è nata circa 3 anni fa e si basa sul piano. Esiste un piano regionale per la promozione della lingua friulana, e quando abbiamo fatto questo piano ci siamo resi conto che la presenza su certi social, come per esempio YouTube, era, diciamo, scarsa, no? C'era qualcosa ma anche di non strutturato, quindi abbiamo detto proviamo a lanciare una call e vedere se qualche giovane, se 1 o 2 giovani, pensavamo, vogliono darci una mano spontaneamente, no? E alla fine ci hanno risposto in 30. No, sono stati selezionati circa 10 che sono più o meno quelli che tuttora fanno parte del canale, e come ricordavo oggi in conferenza stampa abbiamo anche 2 new entry, quindi c'è molto movimento perché c'è molto coinvolgimento spontaneo da parte dei giovani che vogliono farsi protagonisti e raccontare il Friuli in friulano ai loro coetanei e non solo. Quindi i giovani parlano in friulano? Parlano in friulano, e la cosa bella del canale è anche questa: quelli che non lo parlano si buttano, no? Che è la cosa da fare con tutte le lingue. Un brutto vizio che abbiamo noi friulani, che se uno non lo sa perfettamente siamo lì come avvoltoi, no, a fare le battutine. È la cosa peggiore per poi indurre qualcuno che vuole impararlo a non impararlo più.